L'editore John Joseph Morici è stato assolto dal giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Fulvia Veneziano, dall'imputazione di diffamazione a mezzo stampa scaturita dalla querela presentata dall'ex pentito Vincenzo Calcara per un articolo pubblicato nel lontano marzo del 2018 sulla testata La Valle dei Templi, con il quale, secondo l'atto di accusa, il Calcara veniva accusato di essere un falso pentito, di avere depistato con le sue dichiarazioni vari processi penali e descritto come un soggetto omertoso e reticente. Il giudice, dopo aver letto gli atti, tra i quali diverse sentenze verbali di interrogatorio di molti collaboratori di giustizia, e aver ascoltato in proposito i testi della difesa, il giudice dottor Massimo Russo e i collaboratori Vincenzo Sinacori e Giuseppe Milazzo, in data 28 aprile ha assolto l'imputato difeso dall'avvocato Santino Russo del Foro di Agrigento con la formula piena perché il fatto non costituisce reato. È già gratificante per un avvocato avere la consapevolezza di difendere un innocente, dichiara l'avvocato Russo, una gratificazione maggiore quando l'innocenza del proprio assistito viene ampiamente riconosciuta dal giudice a conclusione di un pubblico dibattimento dove sono stati esaminati le numerose prove prodotte dall'accusa e dalla difesa, sentiti ovviamente vari testimoni, nonché il querelante nella qualità di tesse e l'imputato che ha chiesto di essere scusso.